sicuramente non è una caratteristica del governatore quella di citare nomi di persone. Sicuramente raccolgo l'appello e farò qualche riga così, qualche, ma qualche riga, perché non è che abbia commesso chissà quale infamia. Non sarà una lettera di scuse, piuttosto di chiarimento, quella che lo storico militante della Lega trevigiana Fulvio Pettenà scriverà ai vertici di Via Bellerio, cercando di bloccare la procedura di espulsione che pende sulla sua testa dopo aver criticato apertamente l'operato del segretario Salvini. Sembra quindi funzionare il tentativo di mediazione di Zaia, mossa inedita nei toni e nei contenuti, fatta nel corso dell'ultima conferenza stampa di Marghera, un intervento giunto nel pieno del caos espulsioni. Petenà per dire la storia della Lega. Cioè, la Lega sta a Petenà come Petenà sta alla Liga. Parole che hanno commosso e smosso lo stesso Pettenà, che dice di non aver sentito direttamente il governatore, perlomeno in queste ore convulse. L'ho sentito per la vostra trasmissione ieri sera e più tanti amici che mi hanno mandato sul telefonino la sua intervista di ieri, la presa di posizione, quindi come ripeto, Zaia l'ho apprezzato, lo apprezziamo tutti in Veneto e guai a chi tocca Zaia. Pettenà conferma gli umori della base e la necessità di una nuova stagione congressuale. La forma, per lo storico volto della Lega, non deve prevalere sulla sostanza. Nella lettera ci sarà spazio anche per questo. Evidenzierò che i toni sono stati un po' energici, ma non ho offeso nessuno. Se l'unico magari riferimento è quello di aver detto a Salvini magari che inizia a lavorare, è il secondo articolo della nostra Costituzione, una repubblica fondata sul lavoro, quindi per me è un onore lavorare, non so per gli altri se la sono presa per questo tono o se per qualche altra parola, ma non certo era quello che volevo io evidenziare. La mia presa di posizione è stata e sarà sempre per il bene del movimento. Il caso politico è comunque servito. Chiaro che un'eventuale espulsione di Pettenà dopo lo sbilanciamento di Zaia potrebbe provocare la tempesta perfetta in casa Lega. Getta acqua sul fuoco il commissario provinciale Boff, per il quale la stagione congressuale è imminente. Condivido con il governatore il fatto che comunque, e l'avevo già detto anche la settimana scorsa, che il momento è un momento molto caldo proprio perché veniamo da 2 anni di pandemia, i problemi non ci sono solo in Lega, sono ovunque, proprio perché la base giustamente vuole tornare ad esprimersi